Bello, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una brutta sconfitta contro il Besiktas. Abbiamo bisogno assolutamente di riprenderci e vedremo se in questa puntata ci riusciremo. Come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi sarà il nostro avversario. Intanto Aldo dice: il fatto delle penne. Tra l'altro, questa penna è brandizzata con il nome della mia società, così faccio pubblicità occulta, vedi? Difesa, perché ho fatto molta fatica a attaccare. Tanto Napoli contro Napoli si rinnova la sfida contro se stessi. Allora, la divisa nera, ok, quindi facciamo lui con la bianca e noi con la nera. Ok, vai, andiamo. Divisa nera per Aldo, centrocampo tragico, quindi Caciuste al posto di Lobo, e quindi giocheranno Caciuste Dendonker. Ma fai vedere gli avversari come sono messi? 4-2-3-1, no, mi conviene lasciare i tre a centrocampo con le mezzali, assolutamente sì, mamma mia, lo ci ho messi 105, tu porca puttana Eva, ok. Direi di lasciare così, no, mettiamo il secondo tempo a Pasquale Mazzocchi. Secondo tempo il resto è tutto ok, andiamo al match, ragazzi. Un centrocampo abbastanza pesante. Potrei fare questa cosa qui in realtà, a questo punto, e metto il doppio mediano subito perché loro hanno una squadra con degli attaccanti abbastanza pesanti. Quindi farei così. Abbasso un po' le ali per andare a prendere palla un po' più giù nel caso, e così lo metto centrale più alto. Ok. Sì, stringi i mediani. Sì, tendo sempre a metterli troppo larghi effettivamente. Ecco qua. Sì, cerchiamo di... stringo pure un po' le ali qua, senza esagerare. Sì, cerchiamo di limitare quell'attacco spaventoso. Anche lui è il trequartista. Sì, infatti. Vediamo. Abbiamo provato a cercare delle contromisure. Tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi. Attenzione, Osimhen, palla per Zielinski, dentro per Mario Rui. Mario Rui cerca Kvaratskhelia, recuperano subito palla loro, attenzione Nathan. Rachmani in chiusura, Rachmani, Zielinski allarga per Politano, cerca dentro Osimhen, peccato qui, recuperano palla, attenzione Rachmani, prova a colpire questa palla, Zielinski, niente da fare, Dendonker riesce a girare questa palla per Politano, che si gira, Politano va male da Zielinski chiaramente, attenzione Dendonker, prova in chiusura, Caciuste, recupero palla di Caciuste. Errore però nell'impostazione, provano a ripartire loro con Eto'o, Mario Rui, ma che cazzo? Rui ancora, Rachmani, Di Lorenzo, alza questa palla per Osimhen, niente da fare, Caciuste riesce a chiudere, poi sì, Nathan e Caciuste allarga per Kvaratskhelia, niente da fare, Nathan ancora per Kvara, confusione incredibile adesso. Nathan Dendonker allarga male per Politano, molta confusione in questo inizio partita. Di Lorenzo prova ad aspettare, arriva anche Dendonker che recupera questa palla solo per un attimo. Zielinski, errore di Zielinski, ci ha messo 25 anni. Attenzione Rui, Messi, mamma mia, che cazzo di tiro di Messi. Meret mette la palla in fallo laterale, attenzione, calcio d'angolo, Di Lorenzo la mette in calcio d'angolo, attenzione Messi dalla bandierina, calcio d'angolo, Rachmani la mette fuori con Politano che prova ad andare direttamente da Osimhen ma non lo trova, attenzione recuperiamo palla, Zielinski, errore qui, Rachmani, calcio d'angolo ancora. Ok, cerchiamo di concentrarci. Messi, calcio d'angolo di Lorenzo, lì la mette ancora fuori per Politano, la perde Politano, fortunatamente fanno un macello loro, Meret la blocca e decide di far calmare un attimo la situazione. Meret, rilancio lungo verso Kvaratskhelia che prova a colpire di testa, niente da fare,
Caciuste, Mario Rui in chiusura, Di Lorenzo fuori e Dendoncker prova ad allargare, ci stanno schiacciando un poco al momento. Attenzione, Zielinski in chiusura su Alaba e poi la dà finalmente a Politano che fa correre Osimhen, perché attenzione, Politano dentro per Osimhen, scende Osi, va Osi finalmente un po' più avanti, Osimhen si ferma, rientra Osimhen, prova il cross in mezzo, c'era fallo, secondo me poteva chiamarlo. Il lancio lungo del portiere, Nathan a colpire, la palla finisce però agli avversari, Kvaratskhelia riesce a recuperare questa palla, appoggia per Mario Rui, che la ridà Kvaratskhelia, andiamo un po' in contropiede, Kvara dentro per Rui che entra, l'alza, Rui Zielinski in contropiede, colpisce Pietro Zielinski. Gran giocata, ancora assist di Rui, ancora assist di Rui. Attenzione, Politano, adesso proviamo a chiudere con Dendoncker, arriva Osimhen, palla per Zielinski che però mette troppo tempo a recuperare questa palla, Mario Rui, Caciuste dentro per Zielinski che va dentro da Victor Osimhen, chiude Alaba. Attenzione Nathan a colpire di testa per Caciuste che allarga per Kvaratskhelia recupera e vede dentro Zielinski, gran giocata, Zielo va da Politano, cerca Osimhen subito, anticipati al difensore, Rachmani non riesce a colpire, Caciuste, Kvaratskhelia prova a recuperare, Caciuste in chiusura, palla dentro, Nathan, palla dentro per Rui, attenzione torna, penso Nathan, la palla resta lì, Di Lorenzo per la dà Caciuste, riusciamo a cavarcela, Caciuste per Kvaratskhelia, appoggia per Zielinski, la ridà Kvara, chiuso da Van Bissaka, che riesce a chiudere alla fine. Rachmani, attenzione, attaccano loro, Di Lorenzo, la alza poi per Kvaratskhelia, non riesce a tenerla lì, attenzione Caciuste, Dendoncker, troppo tempo Dendoncker per fare questo passaggio, Caciuste, c'è Messi che rientra, Messi, palo di Messi, ce la caviamo qui, Politano cerca Zielinski, niente da fare, torna anche Osimhen, Dendoncker non ne sta prendendo una per il momento, Caciuste sì, ma poi la regala agli avversari, attenzione, mamma mia, che gol, gol di Messi. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Zielinski allarga per Mario Rui, Kvaratskhelia si gira, fallo su Kvara. Ciao Aldo. Grazie. Dendoncker cerca dentro Kvaratskhelia che prova a spizzare, fuori gioco di Osimhen. Peccato, non sono riuscito a gestire l'arrembata loro. Ter Stegen, rilancio lungo, c'è Rachmani che prova a colpire, niente da fare, attenzione Di Lorenzo, palla dentro, Dendoncker prende palla e la smista Matteo Politano. Ah, ma io c'ho ancora, ecco perché non mi trovo. Dendoncker, palla per Caciuste, Kvaratskhelia appoggia per Mario Rui che la ridà a Kvaratskhelia che la ridà a Mario Rui, proviamo ad andare in contropiede, Mario ancora per Kvara che entra in area, Kvara rientra, Kvaratskhelia, incredibile Kvaratskhelia. Attenzione Zielinski, prova ad andare a chiudere, Zielinski, Kvara, palla per Osimhen, attacco per Politano, la ridà Dosi, la palla non arriva ad Osi, finisce il primo tempo 1-1 ragazzi, 1-1 ragazzi, abbiamo attaccato tanto, abbiamo raccolto poco, no in realtà il mio vero, ha attaccato più lui, forse ha tirato più lui, questo sì. 1-1, dobbiamo fare molto di più, proviamo a fare qualcosa di più ragazzi. Attenzione, Dendoncker prova ad andare a chiudere, Dendoncker non riesce, qui palla dentro e c'è Mario Rui tu e poi Rachmani la mette fuori, la palla resta lì pericolosissimamente, Mario Rui, Caciuste per Zielinski, la palla non arriva a Zielinski, Caciuste, gran chiusura e poi Rachmani, esce Rachmani, errore di Rachmani che la perde qui, attenzione Rui, bel recupero di Rui, scende Mario Rui, vede dentro subito Osimhen,
Perché l'ha fatta passare? Lungo passaggio in avanti. Nathan prova, Cagiuste, Mario Rui, Rachmani prova a scavalcare il centrocampo, Osimhen, palla per Kvaratskhelia, dentro Perosi, la palla non passa, incredibile. Ter Stegen, impressione Osimhen, niente da fare, Cagiuste prova a colpire, Nathan, Cagiuste per la recupera ma la consegna agli avversari, palla per Messi, torna, mamma mia. Meret. Alex Meret prova il rilancio lungo verso Victor Osimhen, niente da fare, recuperiamo questa palla, Messi, palla dentro Nathan, gran recupero di Nathan che poi allarga per Dendoncker, scende Dendoncker, un po' di campo Dendoncker, allarga male, Politano recupera questa palla, fallo laterale nostro, alla fine, Politano dentro per Di Lorenzo, attenzione Di Lorenzo, la dà Politano, poggia per Zielinski che cerca Victor, la palla passa ma non arriva a destinazione, Zielinski adesso deve ritornare, attenzione Di Lorenzo, Zielinski, Di Lorenzo, palla dentro per Eto'o, Rachmani allarga subito per Kvaratskhelia che cerca Osimhen, fermato Osimhen purtroppo, Mario Rui, bella chiusura di Rui. Dribbling di Mario Rui, incredibile, Mario Rui cerca poi dentro Victor Osimhen che però non è entrato, secondo me serve qualche cambio, Nathan prova a contrastare, arriva a Cagiuste, palla per Zielinski che allarga per Dendoncker che cerca Politano, senza fallo dice l'arbitro, palla dentro di Son, Rachmani cerca Cagiuste che appoggia malissimo a Zielinski, ragazzi. Mario Rui, chiude Rui solo momentaneamente, Cagiuste, Meret spazza verso Victor Osimhen che riesce a girarla, Politano che fa una cosa senza senso, vabbè. Palla dentro, Rachmani, palla per Dendoncker, cerca Osimhen, palla dentro, attenzione, Di Lorenzo, bel recupero palla, Zielinski cerca Politano che prova ad andare da Osimhen, niente da fare, perché fatti effettivamente è venuto così. Esattamente. Allora. E io resterei così, fra. Non farei nient'altro. Traoré giù. Io potrei mettere Diego. Per questo finale, che ne pensi? Invece di Lindstrom. Non lo so, non sono convinto però. Sì. Però faccio così. Proviamo, dai. Sì. Vai. Sostituzione per il Napoli. Numero 20. Numero 21. Palla per noi, va Mazzocchi che cerca Dendoncker, palla dentro, la perdiamo però, attenzione, Raul se ne va, sbagliamo la giocata, Cagiuste, attenzione Rachmani, allarga dall'altro lato, la palla non arriva a Kvaratskhelia, attenzione Mario Rui, palla dentro, va in chiusura Rachmani, errore Salameret, ma perché dai, ma che due coglioni, wow, subisco sempre gol così, aiuto, mamma mia. Rachmani allarga, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che si gira, prova ad andarsene Kvara, scende Kvara, si ferma Kvaratskhelia dentro per Diego, si ferma, dribbling di Diego, se ne va Diego, perché non ho tirato? Perché? Attenzione, Dendoncker appoggia per Mazzocchi, palla per Ngong che si gira, prova ad andarsene in Gonga, ci riuscirò a ricordarmelo prima o poi, prova a chiudere Dendoncker, chiusura di Dendoncker che appoggia a Mazzocchi che se ne va, la Dangong dentro per Maradona si ferma, dentro per Mazzocchi che prova Ngong che la ridà a Mazzocchi,
che cerca di Van Gogh, non so perché. Rachmani prova a chiudere, ci riesce verso Mazzocchi che allarga, Pengong che rientra, attenzione, no, la palla non riesce ad arrivare a Maradona che se la va a prendere da solo, dentro per Victor Osimhen, niente da fare, Gong dentro da Dendonker, palla Pengong, attenzione dentro, rientra, fallo qui secondo me, niente da fare. Recupero palla di Mazzocchi ancora, dentro ancora Pengong, dentro per Diego Maradona, cerca Osimhen, niente da fare, provando a spingere Dendonk, Gong ancora, si ferma, dentro per Maradona, Maradona cerca un Gong dall'altro lato che rientra ancora in area, attenzione, niente da fare, non riusciamo ad arrivare al tiro. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale. Rachmani recupera palla per Dendonker, allarga per Pasqualino Mazzocchi, rientra Mazzocchi, cerca di andare da Kvaratskhelia, palla per Osimhen, Osimhen si gira, dentro per Diego, Diego si gira, Maradona, giro, ovviamente. Finisce qua ragazzi, perdiamo la seconda di fila, male così. Il fischio che determina la fine della gara. I loro avversari hanno dimostrato maggiore determinazione nei male così. Perdiamo altri 18 punti.